Una bella mattina partita con la musica. Una giornata meravigliosa partita con la musica degli Archi all'Opera del Carlo Felice, una mattinata speciale veramente. Nonostante il tempo incerto siamo riusciti a toccare le corde giuste e ad emozionarci. Sono proprio contenta. La gente ha risposto e anche in maniera calorosa. La gente ha risposto in maniera calorosa con gli applausi e ringraziandoci, e questa è veramente una cosa meravigliosa, perché siamo noi a ringraziare chi partecipa alle nostre iniziative, e perché è tutta fiducia che ci viene dimostrata, quindi questo è veramente la grande soddisfazione. Com'era partita questa idea già l'anno scorso? Questa idea è partita l'anno scorso proprio perché io avevo il desiderio di legare il nostro territorio con l'arte, con la cultura, ma andando oltre il discorso cultura, letteratura, non so come dire, per non banalizzare l'idea di cultura, ma per passare il messaggio che la cultura è qualcosa che ci circonda a tutto tondo, a 360 gradi, quindi attraverso la musica, attraverso i sapori, i profumi anche del mare, del territorio, di quello che siamo noi. Allora auguriamoci una buona estate con tante iniziative. Ci sarà un'estate meravigliosa, le iniziative sono tante e torneranno gli Archi all'Opera il 31 di agosto, quindi avremo anche la possibilità e la speranza di vedere veramente sorgere il sole su Chiavari. La faccia in farina, la gente paga e ridere vuole tuor, a Sarlecchini timora colombina, ridi pagliare applaudirà, tramuta in lazzi lo spasmo ed il pianto, in una smorfia il singhiozzo e il dolor. Ridi, pagliaccia, sole tuo amore infranto, ridi del duol che t'avvelena il duol. Com'è andata qua questa mattina? Beh, è andata molto bene, nel senso che c'è stata un'affluenza di pubblico notevole che fa sempre piacere. A quest'ora, così presto, non ce l'aspettavamo, e invece il pubblico di Chiavari ha risposto benissimo e per questo siamo felicissimi. Purtroppo non è uscito il sole come speravamo, siamo qui, eravamo qui per questo, però insomma non importa, uscirà. Meglio. Anche se l'avete un po' invocato con O Sole Mio. Abbiamo messa tutta, anche lo abbiamo invocato con O Sole Mio, però niente da fare, ma tanto già quest'estate è piuttosto calda, quindi forse è anche meglio così. Ma cantare Alessandro così presto al mattino? È molto molto dura, soprattutto per non aver dormito, però poi all'aperto, insomma, ma diciamo che il pubblico è stato caloroso e quindi mi ha sostenuto e ho avuto modo di arrivare in fondo indenne e cercando facendo il mio meglio, insomma. No, complimenti, sei stato bravissimo. Grazie, grazie. Anche perché chi si intende un pochino di musica o di canto capisce queste robe. Certo, sì, sì.
però ringrazio tutti, il pubblico, ripeto, è stato calorosissimo, quindi sono felicissimo e i miei colleghi hanno suonato alla grande, e poi il coro, sono stati bravissimi, è stato un piacere cantare insieme a loro e sono molto contento. Un'esperienza da rifare. Un'esperienza da rifare, volentieri. Ora vado a dormire, però, però la prossima volta ci si organizza meglio, insomma, col sonno. Ancora complimenti. Grazie, grazie, arrivederci, è un piacere. Che bella cosa è una giornata e sole, un'aria serena dopo una tempesta, bell'aria fresca, pare già una festa. Che bella cosa è una giornata e sole, mannato sole, più bello in oh sole mio, stai fronte a te, oh sole mio, stai fronte a te, stai fronte a te. Era già capitato suonare all'aperto al mattino presto? Sì, devo dire che ormai è diventata una tradizione, sono diversi anni che portiamo in giro per le città rivierasche della Liguria questo format di spettacolo, il concerto all'alba, ed è sempre una grande emozione. Qui a Chiavari adesso è il secondo anno e con una novità saremo qui ancora il 31 agosto per un secondo concerto all'alba. Sì, sono belle emozioni, diciamo che la musica ci aiuta ad amplificare questo miracolo di natura che è il sorgere del sole. Solitamente non lo si vive perché a meno che non si faccia un mestiere che ti costringa ad alzarti molto presto al mattino, però vivere la magia di qualcosa che ci sembra naturale ma è piuttosto singolare nella sua meraviglia è qualcosa di molto bello. Anche il repertorio è stato molto ricco, vario e piacevole. Sì, il repertorio è ricco, noi cerchiamo sempre di alternare, in realtà di associare i brani rispetto anche al tipo di clima, di atmosfera e anche di emozioni che vogliamo creare, con una prima parte, con una serie di adagi, di brani che in qualche modo possono ancora conciliare una sorta di torpore della notte, e poi una seconda parte ricca di brani movimentati e frizzanti. Senta, venga, perché oltre
Un bravissimo musicista, abbiamo scoperto anche un simpaticone. Sì, Anselmo Ceriana, è un nostro collega che ci onora della sua presenza e ci rallegra con il suo talento e la sua professionalità. È uno specialista della... Un po' vedere perché è troppo lungo. Comunque è stato molto bello, un'esperienza interessante. Ci siamo alzati molto presto e per me la mia prima alba, diciamo, che suono all'alba è stata una cosa particolare, diciamo. Ha detto che non ha dormito. Sì, non ho dormito, ho fatto fatica, cioè sono andato a dormire alle 10, ma poi mi rigiravo nel letto continuamente, mi alzavo, mia moglie mi ha detto di tutto, poi guarda, non è stato facile, ma poi alle 3:30, 3:15 siamo partiti per venire qua. Siamo arrivati alle 4:30 per fare le prove, tutte ad acustica, eccetera, però... È andato tutto bene? Sì, direi abbastanza bene, mi sembra di sì, ecco, non lo so. C'è stato anche il giro nel pubblico che ha riscosso successo. Sì, a un certo momento mi sarei sdraiato in quel prato che c'è là in fondo e stavo per farlo, però poi... C'era ancora umido. C'era ancora umido perché sono partite le cose per le aiuole. Vabbè, comunque grazie, è stato bellissimo, grazie molto. Io mi fermo qua perché non voglio dilungarmi. No, ha già detto tutto, grazie. Bene, allora complimenti e ci rivedremo il 31 agosto. Molto volentieri, a presto. Anche il piccolo coro presente. Sì, è stata una grande sorpresa per noi essere coinvolti, essere invitati a partecipare a questa manifestazione. Gli Archi all'Opera ci hanno coinvolto e l'emozione è stata grande per il contesto, per il pubblico, per il repertorio presentato, una bellissima esperienza. I musicisti hanno faticato visto l'ora, chissà i bambini questa mattina come hai fatto? Diciamo che avevano tutti un vademecum per l'idratazione della voce fin da appena svegli, riscaldamento, e poi c'è da dire che la loro giovane età, se da un certo punto di vista è una fatica in più, però li rende molto più duttili a questo tipo di fatiche, ecco. È la prima volta in assoluto questa? All'alba sì. Anche il 31 agosto? Il 31 agosto no, perché abbiamo pensato che, visto che il nostro coro comunque è un coro di una scuola di musica coinvolto in tante iniziative, il nostro obiettivo è la serenità dei bambini all'interno di una dinamica, certo, di concerti, perché è anche bello mostrare il lavoro fatto, ma non è quello il nostro obiettivo è farli crescere in modo sereno con la musica, quindi cerchiamo di ben dosare i nostri impegni esterni, ecco. Bene, allora complimenti e buon proseguimento al piccolo coro. Grazie mille. Christus
Once I was a funky singer, playing in a rock and roll band. Giancarlo, musica e gusto e solidarietà. Musica e gusto e solidarietà e Cantine Covacci. Se non ci fosse Sergio Covacci e tutta la sua tribù, come vuoi chiamarlo, il suo clan, la sua, non lo so, come si può dire, non si potrebbe fare nulla, perché lui ci mette anima e corpo, e quindi grazie a lui. Guarda, quest'anno ha fatto un exploit fenomenale, perché è stato il produttore del minestrone, che è stato apprezzatissimo, guarda, veramente. E poi tutti gli altri piatti sono grazie a loro. Grazie. È il gruppo di Cogorno. E gli alpini di Cogorno, che come sempre prestano la loro opera gratuitamente, e qualche volta mugugnano un po', ma li lasciamo mugugnare e via. Abbiamo fatto il minestrone, non so. Abbiamo fatto il minestrone, sì, una settimana che tagliamo verdure, che congeliamo per essere pronti, e il risultato è soddisfacente, siamo contenti. Più che altro ci piace fare la serata, stare insieme, riuscire anche a mettere via qualche piccolo contributo per la causa del comitato, e siamo contenti, è un appuntamento fisso ormai, lo facciamo volentieri. Cosa dici di questa serata? Ma guarda, qui noi abbiamo una location che è invidiabile, siamo gli unici quasi ad avere il posto, perché siamo sfortunati, perché via Nuova Italia è una delle più belle vie di Lavagna ed è sempre purtroppo vuota, deserta. Con queste sere si anima, e siamo fortunati perché è abbastanza larga, possiamo mettere piani, tavoli, sedie, e quindi cerchiamo di accontentare le persone. Viva gli alpini! Grazie per gli alpini, ma non solo alpini, anche mezzi cuochi. Stasera fate i cuochi? Non solo stasera. E come va il gruppo di Cogorno? Diciamo che va abbastanza bene, tutt'al più ci vorrebbe della gioventù, manca quella, poi è detto. Finora siete giovani. Giovani di una volta. Quando penso a te vedo gli occhi tuoi nei miei, ma se non mi vuoi non è niente, sai. Una bella serata, tante persone, tutti in attività. Tutti in attività, è la 10ª edizione di Musica e Gusto, e questo è un grande orgoglio, perché ormai si può dire una manifestazione storica. Ogni anno riscuote un grandissimo successo, è una festa per ragazzi, per famiglie, anche con bambini, per persone adulte, per persone veramente di ogni genere. C'è musica in ogni via, in ogni strada, in ogni piazza, e quest'anno per il decennale, per celebrarlo in maniera un po' più importante, abbiamo 2 band itineranti. Una è la prima band con cui abbiamo fatto Musica e Gusto, i Tamaros, e poi ce n'è un'altra in accompagnamento. E dovessi dire, nonostante la fatica, il lavoro, ne siamo veramente orgogliosi di tutto questo, tutto il gruppo che lavora per preparare questa manifestazione. C'è anche l'occasione di sostenere qualche associazione. Sì, questa manifestazione ne siamo anche di questo molto felici, ospitiamo diverse associazioni che allora intanto c'è il Comitato Malati Mordini e ce ne sono anche altre associazioni che colgono l'occasione per raccogliere qualche fondo in più da adoperare nella maniera che va per il bene comune, e anche questo per noi è una cosa importante. C'è anche il telefono azzurro, ce ne sono diverse, ora purtroppo magari non riesco in questo momento di stanchezza a ricordarle tutte, ma non voglio escludere nessuno, e sono persone che stimiamo molto, perché tutti quelli che si adoperano per gli altri hanno un grande valore. La musica fa sempre da sfondo, però. La musica è il piatto portante della serata, perché in ogni via, in tutte le vie della città e nelle piazze ci sono gruppi che suonano e animano la serata.
Diciamo che quindi ci sono diversi generi musicali, ognuno può ascoltare quello che più gli aggradi. Ci sono anche posti, tavoli dove ci si può sedere in modo che, a parte che per magari consumare la pietanza scelta, anche per riposarsi e ascoltare la musica. Perfetto. Franca, in campo anche questa sera. In campo anche questa sera, in omaggio dell'assistenza malati Tigullio, siamo qua a offrire la nostra disponibilità, il nostro lavoro, e tutto vada per il meglio, e ringraziamo tutti i partecipanti perché la causa è buona ed è anche nobile. Dunque è giusto impegnarsi in una serata di questo genere. È giusto spendere un po' di tempo anche per queste cose, anzi metterle all'inizio di queste cose, perché prima di tutto viene la persona. C'è molto passaggio, vedo. Molto passaggio, c'è stata tanta gente, abbiamo lavorato, è stata una serata positiva. Ci sono anche i giochi per i bambini. Per i bambini e anche per i grandi questa volta è un anticipo del Paese dei Balocchi che portiamo tutti gli anni a Medioevo con gusto. È uno degli appuntamenti, è un momento simpatico anche di incontro con la gente, con i turisti, anche un modo anche un pochino per entrare nel pieno dell'estate. È una cosa simpatica, ci sono tante iniziative che si fanno. Questo è un assaggio e direi che sta andando bene perché la gente passa, si diverte, si ferma. Quest'anno abbiamo anche una cosa in più, abbiamo anche il pirata cartomante che piace tantissimo, è un gioco naturalmente, ma sono in tanti che si fermano. Insomma, musica e gusto e coinvolgimento per tutti. Assolutamente, così come Medioevo con gusto, naturalmente la torta, la Dio du Fantin, quest'anno ci sarà anche il 20 luglio ci sarà il musical dedicato a Pizzo e Bianca, quindi un appuntamento anche bello per vivere la favola degli sposi fieschi. La scuola scende in piazza. La scuola scende di nuovo in piazza perché non è il primo anno, e la scuola scende in piazza come comitato genitori dell'istituto comprensivo, e come le altre volte noi genitori ci siamo dedicati a fare zucchero filato, popcorn, trucca bimbi per raccogliere soldi per la scuola. Poi i soldi saranno devoluti ai vari progetti che le scuole cercano di portare avanti. E i progetti sono sostenuti da noi e dagli insegnanti insieme, quindi sceglieremo noi insieme agli insegnanti su che cosa dirottare i nostri soldi. Parallelamente c'è un'altra raccolta che è la raccolta di fondi che in tutte le scuole, in tutti i plessi si sta facendo per dotare l'esterno delle nostre scuole di un defibrillatore, perché comunque a Lavagna non c'è per adesso, quindi l'importante è che la gente sappia che noi stiamo facendo questa raccolta. Mi sembra anche bello che i genitori si siano uniti, le mamme solo, il papà? I papà stasera sono latitanti, tengono i bambini, diciamo così. Noi come consiglio d'istituto lavoriamo insieme da dicembre e abbiamo cercato di rinnovare un po' il rapporto che c'è tra scuola e genitori. Cerchiamo di vivacizzare un po', la città di Lavagna ne ha bisogno, e di rinnovare un po' anche i rapporti. Quindi ci troviamo bene insieme, lavoriamo bene insieme, ognuno con i suoi ruoli, ognuno con le sue capacità, però mi sembra che la squadra sia vincente. E i figli cosa dicono di questo impegno delle mamme? I figli ci fanno compagnia, intanto sono stati le cavie dei popcorn e dello zucchero filato, e poi comunque ci sostengono perché sanno che lavoriamo per loro. Bene, allora viva la scuola! Viva la scuola di Lavagna, buona serata!